Ultimi dettagli, poi il fischio d'inizio di questa partitissima. Il primo possesso palla sarà in favore della Capitolina, che attaccherà da sinistra a destra. Vediamo già i due quintetti schierati, ultimi dettagli da sistemare in panchina. Poi il fischio d'inizio, intanto abbiamo già visto Cutrupi e Potric sul punto di battuta. Con Reali, Taloni e Blasimme. Con Reali e Taloni insieme a Blasimme in porta. Ecco il quintetto della Capitolina. Cominciata la partitissima, primo possesso palla per la formazione ospite. Reali, pallone per Potric, ancora Reali. Il pallone in profondità, la pressione del Lido di Ostia che costringe all'errore la squadra di Minicucci. Allora Fred per Martinelli. Sulla destra, attenzione a Taloni, riconquista palla il capitano, pallone in mezzo, Corsetti la blocca senza problemi. Prima conclusione da parte della Capitolina. Adesso è il Lido di Ostia che manovra con De Santis. Alvarito, ancora De Santis, si fa vedere sulla sinistra Fred. Poi ottima giocata di Alvarito. Il Lido però deve ricominciare da dietro. Il malinteso Fred De Santis. Attenzione fin dall'inizio. Le due squadre conoscono l'importanza di questa partita. Cutrupi prova la giocata, se ne va, pallone per Taloni, il controllo difettoso, nulla di fatto. Martinelli, Alvarito, pallone in profondità ma con tranquillità. Reali, lo scambio della Capitolina. Reali viene chiuso, poi prova a ripartire Martinelli, termina a terra, c'è il fallo di Potric, calcio di punizione, il primo fallo della partita contro la Capitolina a favore del Lido di Ostia, con Alvarito già sul punto di battuta. Fred, Alvarito, si fa vedere Martinelli, può cambiare fascia, lo fa molto bene, si va da De Santis che prova la giocata, si dimentica il pallone, un particolare non da poco, fallo laterale per la Capitolina. Un minuto e mezzo se n'è andato, 0-0 ancora. Attenzione alla profondità cercata da Taloni, se ne va il capitano, Cutrupi! 1-0 Capitolina, dopo 1 minuto e 40 secondi la capolista passa in vantaggio con il numero 16. Grande giocata di Taloni che ha parecchiato per il compagno. 1-0 Capitolina, la squadra di Minicucci subito in vantaggio. Vediamo adesso la reazione del Lido con Martinelli, Alvarito, Fred, De Santis prova a cambiare fascia, ancora Capitolina, Cutrupi, Taloni, si accentra, poi scarica all'indietro su Reali, si va a destra da Potric a cercare Cutrupi. Reali prova la giocata, rischia tantissimo, Martinelli riconquista palla, poi l'errore, Fred può puntare, se ne va Fred, finisce a terra, non c'è fallo. Grande intensità fin dalle prime fasi, la profondità a cercare ancora Taloni, questa volta pallone lungo, nulla di fatto, con Matranga che chiama subito il time out. Tutto pronto, il Lido è in possesso di palla con Alvarito, scambio con Fred, rischia tantissimo Alvarito, alla fine se la cava. De Santis allora, Alvarito, De Santis, non indietreggia mai la capolista che pressa altissimo,
se la cava il Lido in questo caso, allora Fred può puntare, le finte, poi il pallone all'indietro, ancora Fred sulla sinistra, c'è subito il raddoppio su di lui, alla fine fallo laterale per il Lido di Ostia. Fred, pallone per Alvarito, pensa al sinistro, poi ancora Fred, scarico su Martinelli, si va a destra da De Santis, si torna a sinistra da Fred che prova a puntare, se ne va su Potric, pallone in mezzo, Alvarito si coordina, calcia malissimo, ancora Alvarito, attenzione a Martinelli, si gira, Reali, ancora confusione in mezzo all'area di rigore, il Lido con Alvarito, Fred, errore nel controllo, ma la reazione del Lido è stata immediata. Adesso la Capitolina con Reali, Potric, Taloni, Sordini appena entrato, rischia Sordini, attenzione alla pressione del Lido di Ostia che riconquista palla, allora Fred si va a sinistra da Bonanno, Alvarito, la conclusione, pallone in fallo laterale. Bonanno, Alvarito, il sinistro, c'è tanta potenza, manca la precisione, pallone alto sulla traversa. Sordini per Taloni, Ugherani, Sordini, c'è Reali che si fa vedere, adesso è Lido a pressare altissimo e a riconquistare palla, allora De Santis prova la giocata, alla fine è costretto a ripartire da Bonanno. Grassi, Fred, Grassi, è entrato pure lui da poco con il numero 10 Maurizio Grassi, si va da De Santis, Maurizio Grassi al limite dell'area di rigore, deve ricominciare da Bonanno in posizione di ultimo, si va da Fred che può puntare, alla fine lo scarico su Grassi, pallone in mezzo, grande triangolo, Grassi, il pallonetto a un passo dall'1-1 e Lido di Ostia. Grandissimo triangolo tra Grassi e De Santis con il numero 10 che ha calciato alto da posizione favorevole ma con l'uscita tempestiva di Blasimme che adesso va a consegnare il pallone a Corsetti. Fred, De Santis, Fred, De Santis per Grassi, chiama palla Fred sull'altra fascia, viene accontentato in questo momento, adesso si va da Bonanno, De Santis può puntare, De Santis, la conclusione, cioè la deviazione, calcio d'angolo Lido di Ostia, padroni di casa alla ricerca del pareggio. C'è Grassi sul punto di battuta, lo scambio, il gol, Bonanno sul secondo palo, 1-1 al 6° minuto, il pareggio del Lido di Ostia. Perfetto lo schema su palla inattiva, il centro di Bonanno che è arrivato puntuale sul secondo palo, disattenzione della Capitolina, il pareggio del Lido di Ostia. Taloni per Sordini, Reali, Taloni, Reali, Grassi la mette in fallo laterale, adesso la Capitolina che ha visto vanificato il vantaggio deve ricominciare da capo. Sordini, Reali, scucchiaia in profondità, pallone troppo lungo per Ugherani. Bonanno, l'autore del pareggio, ha servito Fred, adesso Grassi, Fred, Gulli per Grassi, poi si ricomincia da Fred
con calma adesso il Lido di Ostia, che ha risolto il problema del pareggio. Adesso rischia Grassi, attenzione a Taloni, esce benissimo Fred. Allora Blasim, la profondità per Taloni, che manca un aggancio, a dire il vero molto complicato. Fallo laterale per il Lido di Ostia. Martinelli per Gulli. Martinelli, Gulli. Rischia qualcosa il Lido, ma alla fine esce bene la squadra di Matranga, con Grassi in mezzo, subito a girare, si cambia fascia, si torna in mezzo da Bonanno. Gulli si fa vedere Grassi, non viene servito. Allora Gulli, pallone per Bonanno che alla fine la butta via per non rischiare nulla. Allora Reali, non c'è un attimo di pausa in questa partita. Adesso però c'è il malinteso tra due giocatori della Capitolina, Ugherani e Taloni. Ugherani richiamato in panchina, entra Potric al suo posto. Allora Grassi, Martinelli, Grassi con il tacco per Bonanno, poi l'esterno per Gulli. Grassi, buon disimpegno da parte del Lido di Ostia, che adesso Martinelli, la conclusione centrale. Blasim ha bloccato e ha già fatto ripartire Taloni. La scivolata di Maurizio Grassi, pallone in fallo laterale. Che partita, signori! Ottavo minuto del primo tempo, 1-1, vantaggio iniziale della Capitolina, il pareggio del Lido di Ostia. Sordini per Reali, pensa al tiro, poi allarga sulla sinistra. Potric, Sordini, pensa al tiro, la prova! Pallone che non inquadra la porta. Voleva la deviazione in angolo il numero 11 della formazione ospite. Non c'è nessun tocco, però rimessa da fondo campo con Corsetti che va a servire Martinelli. Grande opportunità per il giovane Martinelli, che ha iniziato questa partita da titolare. Grande dimostrazione di fiducia da parte di Matranga, che crede nel suo giovane talento. Adesso Cutrupi, il giocatore che ha sbloccato la partita. Adesso Sordini, si va da Reali, il pallone però è uscito. Qualche dubbio su questa chiamata arbitrale. Fatto sta che si riprenderà con il fallo laterale per il Lido di Ostia. Martinelli a chiamare lo schema numero 1. Si riparte da Alvarito, la profondità cercata ma non trovata su Bonanno. Fallo di fondo per Blasim. Lancio lungo, chiusura di Alvarito molto elegante come al solito. Poi Martinelli, Corsetti, Martinelli, Bonanno, Martinelli, Gulli, ricomincia da Bonanno. Palleggio Lido di Ostia, che però non guadagna metri. Bonanno, resta lì il Lido di Ostia che tiene il pallone ma non guadagna metri. Alvarito, la profondità adesso per Martinelli che cerca la frenata, guadagna un fallo laterale. Alvarito, la profondità, la chiusura di Potric. Allora riparte Cutrupi che viene fermato, poi Sordini guadagna il fallo laterale con il Lido che resta alto in pressione. Cutrupi, pallone per Blasim, rilancio lungo, troppo lungo e un tiro in porta alla fine. Corsetti controlla la traiettoria con qualche brivido sulla schiena. Pallone alto, nulla di fatto. Allora Alvarito, la profondità, era partito Fred. Pallone impreciso, allora Capitolina di nuovo con Reali. Sordini. Fa tutto Sordini, poi ricomincia da Reali. Scambio tra i due. Poi si va da Potric, Cutrupi, non era partito Sordini, nulla di fatto.
11 primi, 7 secondi al termine di questo primo tempo. 1-1 il parziale tra Lido di Ostia e Capitolina. Fred, Alvarito, Gentile, Fred va a destra dal capitano De Santis, ancora Fred, Gentile, De Santis, Fred, pallone lungo, attenzione, Gentile contro Reali, sfida tra numeri 23, pallone in mezzo, la deviazione, poi Blasim, Cutrupi, Reali, allarga troppo il piattone Ugherani, pallone impreciso per Sordini, chiarimento tra i due giovani. Gentile per Fred, Alvarito, De Santis, si ricomincia da Alvarito, la profondità su Gentile, Fred, attenzione a Fred che perde il pallone, allora riparte la Capitolina, Taloni il tiro, Corsetti in angolo, pallone per Cutrupi, si coordina, calcia male, troppo esterno per il numero 16, pallone che termina lontano dalla porta difesa da Corsetti, autore di un ottimo intervento poco fa su Taloni. Regala palla il Lido di Ostia, attenzione, Capitolina allora con Ugherani, Cutrupi, c'è Taloni sulla sinistra, viene servito il capitano, pallone in mezzo, la respinta di De Santis, fallo laterale, buon momento adesso per la Capitolina che si butta in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Sordini riparte da Blasim, Taloni, Sordini, Ugherani, Cutrupi, intervento di Gentile su Taloni, calcio di punizione per la Capitolina. Le proteste del numero 23, lo richiama l'arbitro. Partita finora molto corretta, va detto, tanto agonismo ma massimo fair play tra le due squadre che si giocano tantissimo in questo big match. Adesso prova la Capitolina con Sordini, Taloni chiuso, allora riparte il Lido, Alvarito, Gentile, la profondità per Fred, la chiusura di Sordini, molto bravo qui il numero 11. Adesso rischia la Capitolina, attenzione Alvarito, il pallonetto Ugherani che salva sulla linea, ha rischiato tantissimo la Capitolina. Grassi, Gentile, Fred, ancora Grassi, rischia tantissimo, attenzione Ugherani, pensa al tiro, lo prova, Taloni ad alimentare l'azione, Cutrupi, Sordini se ne va, attenzione, Sordini, Ugherani, Sordini ricomincia, malinteso, fallo laterale per il Lido di Ostia che prova a respirare. Grassi chiama il movimento a Fred, attenzione a Fred, pensa al tiro, la prova, l'intervento di Sordini, poi Fred da terra, voleva il calcio di rigore il Lido di Ostia, ha lasciato proseguire l'arbitro e adesso Capitolina, Cutrupi, pallone sul secondo palo, suggerimento troppo arretrato per Ugherani che era scattato sul secondo palo per chiudere l'azione. 8 primi, 25 secondi al termine di questa prima frazione, 1-1 il punteggio qui al Pala di Fiore. Attenzione al disimpegno Lido di Ostia, la Capitolina ha recuperato palla ma poi concede la rimessa alla formazione di Matranga. Buonanno, De Santis, pallone per Gentile, si riparte da De Santis, Grassi, Buonanno,
difettoso il primo tocco, rimedia con il secondo. Allora Gentile ricomincia. Bonanno, Gentile, Bonanno. Intervento impreciso di Cutruppi, fallo laterale per il Lido di Ostia. De Santis per Grassi, poi Bonanno. Bonanno il numero in mezzo a due. Bonanno, pallone sul secondo palo. Grande giocata del numero 7 in mezzo a due giocatori, se n'è andato, poi ha messo palla in mezzo, nessun compagno a ricevere l'invito, nulla di fatto quindi con Blasimme che va a cercare Potric. La chiusura di Grassi, calcio d'angolo per la Capitolina. Reali sul punto di battuta, pallone per Potric, la respinta di Giorgio Ruzier. Allora Capitolina in avanti ancora con Reali a battere il fallo laterale. Potric chiuso da De Santis, allora Bonanno prova a ripartire lui, è solo contro due, mette il turbo Bonanno, la chiusura di Cutruppi che però deve concedere il calcio d'angolo alla formazione locale con Grassi che vuole battere. Ricordiamo che da una palla inattiva è nato il gol del pareggio. Va Grassi, Ruzier, Grassi, pallone in mezzo, respinta. Questa volta Bonanno era stato coperto da taloni sul secondo palo. De Santis, pallone in profondità per Ruzier, la chiusura di Cutruppi. Grassi per Ruzier, prova il destro, murato da Potric. L'uscita di Corsetti, adesso è il Lido di Ostia in possesso palla. Bonanno, Grassi, Ruzier, pressato, se la cava. Allora Bonanno va a destra da Grassi, la profondità, attenzione a Taloni che riconquista palla. Il capitano punta a Bonanno, poi cambia idea. Potric, Taloni, Reali, si difende molto bene in questo caso il Lido di Ostia, è costretta a indietreggiare la Capitolina che deve ripartire addirittura da Blasimme. Lancio lungo a cercare Taloni, il controllo di testa, attenzione, la conclusione di Cutruppi che non inquadra lo specchio della porta. Vicino alla doppietta il numero 16 che chiama il cambio, al suo posto torna in campo Ugherani. Alvarito, Bonanno, Gulli. Alvarito, Bonanno, Gulli. Prova Gulli, se ne va sulla destra, pallone in mezzo, Blasimme con il piede. Ugherani allora. Reali, la pressione di Ruzier che concede il fallo laterale alla Capitolina. Meno di 6 minuti al termine di questa prima frazione, 1-1 qui al Pala di Fiore tra Lido di Ostia e Capitolina. Corsetti la butta via. Profondità a cercare Taloni, la chiusura di Bonanno. Calcio d'angolo con Taloni che mette in mezzo la respinta. Reali svirgola il pallone con il destro, non era facile, pallone alto. Alvarito allora, Fred.
L'apertura sulla sinistra, pallone impreciso, si dispera Alvarito. Gullì non ha raggiunto il pallone, allora Capitolina che prova nuovamente con Taloni. Potric, Reali, si fa vedere Ugherani ma si va più a destra da Taloni. Profondità per Potric, gran movimento Potric, il tiro, Corsetti ci mette una pezza. Si è girato benissimo il numero 3, poi conclusione centrale che ha facilitato l'intervento del numero 1 locale. Ugherani, Potric che prova a puntare, poi ricomincia da Ugherani con il tacco Reali, perde palla, Alvarito, grande palla, attenzione, Fred, il tiro sul primo palo, pallone fuori. Riparte la Capitolina, Taloni, punta, pallone sul secondo palo, chiuso da Corsetti che blocca senza problemi. Adesso il Lido sulla pressione della Capitolina concede il fallo laterale, allora Sordini può battere. Reali prova a puntare Gullì, poi cambia lato, viene intercettato il pallone ma Ugherani lo rifà suo. Sordini, Ugherani, il velo, Reali, Taloni, prova la giocata. C'è il fischio dell'arbitro che punisce il braccio messo sulla schiena di Taloni. Sordini, Taloni di prima, ha riconquistato palla il Lido di Ostia. Corsetti rischia tantissimo ma serve Bonanno, prova il suggerimento, poi riconquista palla. Allora Ruzier, rilancio che trova puntuale Fred può puntare Taloni, Fred, pallone in mezzo, Ruzier, lo scarico. Allora Bonanno, Fred, Ruzier, pensa al tiro, lo prova. Troppo esterno anche in questa conclusione, nulla da fare per il Lido di Ostia. 3:50 al termine del primo tempo, 1-1 al Pala di Fiore. Blasim va a cercare Cutrupi, il controllo, il palleggio, sempre elegante il numero 16. Poi riparte da Ugherani. Allora Sordini, c'è Reali che si fa vedere, servito Ugherani, pallone lungo, fallo laterale. Fred cambia fascia, lo fa molto bene. Alvarito ricomincia. È partito Ruzier, non viene servito. De Santis, Ruzier è solo. De Santis non lo trova. Alla fine anche sfortunato il capitano del Lido di Ostia, che è l'ultimo a toccare. Reali, Sordini. Attenzione, pallone lungo per Sordini. Ruzier allarga su De Santis. Alvarito, attenzione, c'è Fred, tutto solo, Fred e il tiro, Blasim, si immola il portierone. Altra grande occasione per il Lido di Ostia. Partita pazzesca finora, tantissime emozioni, ritmi altissimi, 1-1. Una sfida bellissima tra due squadre di altissimo livello, la prima e la terza del girone di Serie B. (2:50) al termine della prima frazione, Lido di Ostia con Alvarito, De Santis. È partito Ruzier, tutto solo, attenzione, troppo spazio per il numero 3, che poi cerca il pallone sul secondo palo. Ha chiuso Reali ma ha sbagliato la Capitolina, che adesso è in difficoltà. Ha tanto spazio il Lido, soprattutto sulla sinistra. De Santis sul secondo palo, pallone impossibile da agganciare per Alvarito. Allora Capitolina con Reali, Blasim, lancio lungo, attenzione, Cutrupi davanti a Corsetti che salva
i portieri protagonisti in questo finale di primo tempo. Ottima l'uscita di Corsetti. Alvarito, pallone in mezzo, attenzione, rischia qui il Lido di Ostia. Sordini, ancora Corsetti che mura il giocatore avversario. Calcio d'angolo Capitolina. Cutrupi al volo, pallone che viene controllato da Corsetti, nulla di fatto. Grassi, De Santis per Ruzier, adesso Fred. Grassi si accontenta della rimessa laterale. Ruzier, pallone per Fred, c'è De Santis che viene puntualmente servito, si torna da Fred, si va da Grassi, adesso Ruzier, 1:37 al termine, Grassi, De Santis, pallone per Ruzier, si torna da Corsetti, Fred, pallone senza guardare a cercare Grassi, malinteso tra i due. Allora Potric, 80 secondi al termine del primo tempo, 1-1 al Pala di Fiore. Capitolina in possesso palla con Reali, la pressione di Martinelli, Reali non si scompone, Potric però non vuole rischiare nulla, fallo laterale per il Lido di Ostia. Fred, Reali a pressare, Fred scarica su Martinelli, adesso Grassi, la profondità, l'uscita di Blasimme, il colpo di testa di Grassi, pallone in fallo laterale. Reali aspetta il movimento dei compagni, poi serve Cutrupi. Ha cercato il numero veramente sensazionale, c'è riuscito solo nell'alzarsi il pallone, poi la conclusione non ha preso l'effetto desiderato, pallone che termina lontanissimo dai pali difesi da Corsetti. Intanto 47 secondi al termine del primo tempo, con il Lido che gestisce uno degli ultimi palloni di questo primo tempo. Lo fa con De Santis che cerca la profondità, Martinelli, pallone per Grassi, Grassi, calcio alto, si divora il gol del vantaggio. Che occasione per il Lido, ha avuto la palla del 2-1 Grassi, non l'ha sfruttata. Fantastica l'azione del Lido di Ostia, a un passo dal 2-1 con Maurizio Grassi che ha graziato la Capitolina calciando incredibilmente alto. Regge dunque l'1-1, ma adesso c'è un calcio di punizione per la Capitolina. C'è Potric sul punto di battuta, c'è Martinelli in barriera, ci sono Grassi e De Santis sui pali, ma è uno schema, Taloni, la conclusione, la deviazione di Cutrupi, il 2-1 della Capitolina, la doppietta del numero 16. Mazzata pesantissima per il Lido che poteva portarsi in vantaggio, adesso si ritrova sotto, doppietta di Cutrupi a 25 secondi dal termine, la Capitolina torna avanti. Fred, De Santis sul secondo palo, troppo avanti Martinelli che non trova l'impatto con il pallone. Blasim, lancio lungo, troppo lungo. Nove secondi, conto alla rovescia perché il primo tempo sta per terminare. 4 secondi, Grassi pensa al tiro, lo prova senza problemi Blasim che blocca e termina qui il primo tempo al Pala di Fiore con la Capitolina in vantaggio per 2-1 sul Lido di Ostia.
Tutto pronto per il secondo tempo. Il Lido di Ostia batterà il primo possesso palla di questa ripresa. Si ricomincia con Alvarito a gestire il possesso palla per il Lido di Ostia. Fred, se ne va Fred, pallone che va verso la porta, una cannonata incredibile. Forse c'è stata anche la deviazione di Blasim, è così. Quindi calcio d'angolo per il Lido che prova subito a partire forte per recuperare lo svantaggio del primo tempo. Ricordiamo 2-1 il parziale, con la Capitolina avanti grazie alla doppietta di Cutrupi. Adesso De Santis dalla bandierina regala il pallone a Blasim che cerca la profondità di Ugherani, la chiusura di Bonanno che con il fisico si va a prendere la rimessa laterale. Bonanno, Alvarito, Fred, Alvarito, pallone difficile per Bonanno che lo controlla e poi lo riserva al compagno, messo in difficoltà dalla pressione di Cutrupi. Allora Capitolina che può farsi vedere in avanti, Taloni, idea geniale che però non arriva a termine. Allora Sordini da dietro, Cutrupi, Sordini, Cutrupi, Ugherani, si va a destra da Sordini, rientra Sordini, pallone a cercare Taloni, la chiusura di Fred, fallo laterale per la Capitolina. Taloni, Sordini, Ugherani, era partito Taloni che poi scivola, Ugherani lo serve ma non trova il compagno e quindi il Lido di Ostia che può ripartire. Bonanno scambia con Alvarito, la pressione di Taloni costringe Alvarito all'errore. Sordini, Cutrupi, Taloni, Sordini, Ugherani, Sordini, l'anticipo di Alvarito su Taloni. Taloni per Sordini, Taloni può puntare Alvarito, prova il tiro, la conclusione che termina non lontano dallo specchio della porta. Corsetti era andato in tuffo, forse ci sarebbe arrivato, meglio così però per lui. Con il Lido che prova con De Santis, pallone in mezzo per Alvarito, si va a destra da Bonanno, si ricomincia da Fred, sale il Lido, malinteso però tra Fred e De Santis. Errore banale qui del Lido di Ostia che ha regalato il pallone alla Capitolina, ma ne approfitta la squadra di Matranga per alzare la pressione. Attenzione però a Taloni, attenzione a Taloni, Corsetti chiude la porta e dice no al capitano della Capitolina. Calcio d'angolo per la formazione di Minicucci. Qualche difficoltà nel recuperare il pallone. Adesso Sordini sul punto di battuta, scucchiaia, Ugherani si coordina, pallone respinto, allora Bonanno mette ordine, Alvarito con un nuovo cucchiaio in profondità, chiude Ugherani. Fred, Alvarito, De Santis chiama il movimento a Fred e poi decide di passare da Bonanno. Adesso Alvarito finalmente si arriva da Fred che prova a girarsi, viene contenuto in fallo laterale da Ugherani. Bonanno, De Santis, Alvarito, la profondità per chiudere il triangolo, l'idea è buona, il passaggio un po' meno, cenno d'intesa con De Santis.
che apprezza le intenzioni del compagno, ma il fallo laterale della Capitolina che adesso gioca con Reali, l'anticipo però di Fred, allora è Lido con De Santis, c'è Alvarito, pallone per Bonanno, Blasimme alza sopra la traversa. Allora De Santis, pallone per Bonanno, scarico all'indietro Alvarito, pensa al tiro, lo prova ancora Blasimme in due tempi, poi la profondità cercata ma non trovata, dolorante al polso il portierone della Capitolina. Bonanno, Alvarito, pallone per Fred, punta Fred sulla sinistra, poi la frenata, ricomincia da Alvarito, allora Bonanno, Alvarito, si va a destra da De Santis, pallone in mezzo, fa passare la sfera tra le gambe Sordini, che in maniera molto saggia si accontenta del fallo laterale senza rischiare nulla. Quarto minuto della ripresa, la Capitolina è avanti sul Lido di Ostia qui al Pala di Fiore. Blasimme, la profondità, il colpo di testa di Bonanno che mette in fallo laterale. Fallo laterale che si batterà davanti alla panchina del Lido di Ostia. Sordini è già lì sul punto di battuta. Attenzione l'errore, allora Fred, l'intervento di Cutrupi. Sembrava sul pallone, arriva il calcio di punizione però per il Lido di Ostia e anche il giallo per Cutrupi. Ha rischiato tantissimo in questo caso la Capitolina che ha battuto malissimo il fallo laterale e per poco non subisce il pareggio del Lido di Ostia che si era involato con Fred. La chiusura di Cutrupi sul pallone ma ritenuta fallosa dal direttore di gara. Calcio di punizione e cartellino giallo, il primo del match. Calcio di punizione molto interessante per il Lido di Ostia. C'è Fred sul punto di battuta, in barriera invece Sordini e anche Reali, un po' staccato però. Se ne va Fred, Alvarito, la conclusione, la respinta di Reali, pallone per Bonanno, si torna ad Alvarito, la profondità, la chiusura di Cutrupi. Sfruttata non benissimo questa punizione dal Lido di Ostia, ha cercato la potenza Alvarito, non ha trovato ciò che cercava. Adesso un rimpallo che regala il calcio d'angolo al Lido di Ostia. Alvarito, arriva il fischio dell'arbitro che va a richiamare soprattutto Sordini che sta marcando Capitan De Santis. Attenzione ai contatti, Alvarito, pallone per De Santis che non trova l'impatto con il pallone, riparte la Capitolina, attenzione a Sordini sul secondo palo, pallone impreciso. Che spreco qui la Capitolina che poteva trovare il gol del 3-1, ha gestito malissimo questa ripartenza, imprecisa nell'ultimo tocco la capolista con il punteggio che dunque resta di 2-1. Allora Bonanno, Fred, rischia tantissimo Sordini, riconquista palla però non riesce a giocarla e quindi fallo di fondo con Corsetti che può servire Alvarito. Fred sulla destra, Alvarito in mezzo, Blasimme si allunga e blocca il pallone. Adesso Sordini con la suola, se ne va Sordini che si allunga per il pallone, subentra Reali, pallone per Potric, si torna da Reali, pallone fuori. Fallo laterale per il Lido di Ostia,
quinto della ripresa, 2-1 per la Capitolina qui al Pala di Fiore. Donati, pallone per Bonanno, si va a destra da Alvarito, si ricomincia da Bonanno, c'è Donati accanto a lui, viene servito, scambiano i due, si va a sinistra da Fred. Adesso da Alvarito, Donati, primi istanti di gioco per Donati. Alvarito cerca la profondità, trova il fallo laterale. Bonanno, pallone che viene regalato a Blasimme. Blasimme restituisce il favore buttando il pallone senza senso, si arrabbia Minicucci. Si arrabbia Minicucci che va a richiamare il suo portierone. Allora è Lido con Donati. Alvarito cambia lato, Taloni riconquista palla, va il capitano, la scivolata di Donati a metterci una pezza. Ha rischiato qui il Lido, se l'è cavata grazie alla chiusura di Donati. Per il numero 11 ricordiamo questa con il Lido di Ostia, è la prima esperienza in Serie B, è arrivato nel mercato di dicembre dal Santa Marinella. Reali, la conclusione, rimpalli infiniti, l'ultimo tocco è di Ugherani. Allora pallone tra le mani di Corsetti che serve Fred. Alvarito, Martinelli che può puntare, serve Fred, lo scarico su Alvarito, è il sinistro, tanta forza, poca precisione. Allora Blasimme, siamo già dall'altra parte, Ugherani cerca la magia, non la trova. Il tocco d'esterno con il sinistro, ha cercato una cosa quasi impossibile il numero 8, non ci è riuscito, ma gli applausi comunque per il coraggio. Allora Fred, Martinelli, Fred, Grassi, Fred. Manca un'eternità al termine di questa partita, 14 primi e 9 secondi per l'esattezza. Il Lido in possesso di palla deve recuperare un gol di svantaggio. Gestisce male però in questo caso il possesso, regalando il fallo laterale alla Capitolina che manovra con Potric. Reali, Potric, Ugherani si fa vedere, viene servito. Allora Potric di nuovo, Taloni, spazio per il numero 10 che rientra, scucchiaia, Reali al volo, trova l'impatto con il pallone, ma conclusione che non infastidisce per nulla Corsetti. Grassi, Fred, Gulli, prova lo spunto sulla sinistra, la grande chiusura di Ugherani, la magia di Ugherani, fa tutto da solo Ugherani, alla fine conquista un calcio di punizione. Le proteste dei giocatori del Lido di Ostia, grande spunto di Ugherani. Che adesso riceve indicazioni dal suo allenatore. L'incarico della battuta aspetta Fabrizio Reali. C'è Ugherani in area di rigore, fuori Taloni e Potric. Reali per Taloni, il destro, la chiusura della barriera. Allora fallo laterale per la Capitolina. Reali, Potric, Taloni, Reali, Potric, Reali, Taloni con lo scambio con Reali. Adesso rischia però la Capitolina. Allora Fred, Martinelli, il destro sul secondo palo, c'era Grassi ma non riesce a deviare. Che occasione per il Lido, grande spunto di Martinelli, forse non ci ha creduto fino in fondo Grassi. Lido a un passo dal 2-2. Reali, la pressione di Maurizio Grassi,
Arriva Ugherani, il Lido però ha conquistato fallo laterale. C'è Grassi. Passano i 4 secondi, la rimessa dunque è della Capitolina. Troppo lento Grassi in questa occasione, non si è fidato del movimento dei compagni e ha regalato palla alla Capitolina. Taloni, la profondità per Ugherani, la chiusura di Martinelli che però perde palla. Ancora una giocata di Ugherani, ancora un fallo conquistato. Cartellino giallo invece per Martinelli che si è fatto beffare dal numero 8 avversario in questo caso. Seconda punizione che si conquista Ugherani, sempre micidiale con il suo allungo. Taloni e Sordini, il primo movimento è di Sordini, la conclusione, Grassi sulla linea, salva. Provvidenziale la ribattuta del numero 10 locale. Capitolina un passo dal 3-1, sorride in maniera amara Sordini che aveva pregustato il gol del 3-1. Adesso Fred in mezzo a due, rischia qualcosa, serve Bonanno, si ricomincia da Grassi, pallone per Gulli che può puntare Sordini, Gulli ricomincia da Grassi, la giocata con la suola, prova Grassi, fa tutto da solo, si allunga il pallone. Sordini, Blasimme, Corsetti, fa ripartire il Lido, Gulli, Fred, si è allargato sulla destra Grassi che viene servito, poi si ritorna da Fred, adesso si va da Gulli, sempre sulla destra. Adesso si cambia fascia, si va da Bonanno, si torna da Grassi sulla destra, Grassi ha spazio, va da Fred che può puntare Sordini, attenzione a Fred, pensa al tiro, lo prova, trova l'opposizione del numero 11 guadagnando solo un fallo laterale. Bonanno, Grassi, la profondità per Bonanno, il pallone in mezzo, Blasimme ci arriva e blocca. Allora Sordini, torna Bonanno, Sordini non si scompone, mantiene il possesso della palla, lo serve a Reali e qui arriva l'errore della Capitolina con il Lido che riconquista palla e può imbastire una nuova azione offensiva. Si parte da Bonanno, si va adesso da Fred, scambiano i due, adesso Gulli, si torna da Fred, Bonanno di prima, molto bene per Grassi, in profondità su Gulli, Gulli spalla alla porta, si appoggia su Bonanno, Reali mura ed esulta. Grassi, pallone per Gulli, Grassi, Fred, Grassi, prova al sinistro, ribattuto. Grassi, l'apertura su Gulli, lo stop è preciso, il pallone di nuovo in mezzo, la scivolata di Grassi che non trova l'impatto con la sfera, allora riparte Reali, due uomini su di lui, si trascina il pallone fuori, fallo laterale per il Lido. De Santis per Grassi, De Santis, sulla destra c'è Bonanno ma il capitano preferisce scaricare su Grassi dall'altra parte. Ancora De Santis, cerca la profondità, viene chiuso, allora Alvarito
Bonanno. Attenzione all'errore di Alvarito. Cutrupi! Hat-trick per il numero 16. Si porta a casa il pallone. 3-1 Capitolina. Dieci primi, 20 secondi al termine di questo big match. La Capitolina avanti per 3-1. Grande protagonista Cutrupi, 3 gol per lui. Alvarito, Fred, prova a reagire il Lido. De Santis, Blasimme chiude lo specchio, poi riparte Sordini. Fallo laterale per la Capitolina. Poteva riaprirla subito il Lido di Ostia. Blasimme, ennesima pezza dell'incontro per il numero 24. Conserva il doppio vantaggio la capolista, che cerca riscatto dopo il pareggio contro il Fondi. Cutrupi, Blasimme la butta via. Il colpo di testa di Matranga. Fred per Bonanno. Alvarito, è partito De Santis che adesso si accentra, ma il Lido lo serve male. Attenzione all'errore, Fred, ancora lui, ancora Blasimme. Che brutto errore della Capitolina, che grande parata del portierone. Il Lido comunque c'è, ci crede. La squadra di Matranga è ancora viva. A 9 minuti e 36 secondi per recuperare questa partita che la Capitolina sta vincendo per 3-1. Arriva il time out chiesto da Matranga. Alvarito, ma è tutto da ripetere perché l'arbitro non ha ancora fischiato. Adesso sì. Allora Alvarito può gestire il pallone per il Lido di Ostia. Fred, De Santis sulla destra. Alvarito, servito Bonanno, c'è spazio per lui, il pallone in mezzo, l'errore di Taloni. Fred, De Santis, pallone che termina addirittura in fallo laterale. Voleva l'esterno, ha trovato solo il collo pieno, con la sfera che è terminata lontanissima dalla porta, addirittura in fallo laterale. Blasimme, lancio lungo. Alvarito, per non rischiare, la mette in fallo laterale con un colpo di testa. Reali, Taloni, controllo complicato. Sembrava aver tenuto in campo il pallone, l'arbitro la pensa diversamente. Allora Lido di Ostia, 9 minuti al termine dell'incontro, la Capitolina è avanti per 3-1 qui al Pala di Fiore. Fred, il tiro, pallone lontano dallo specchio della porta. Adesso con molta calma la Capitolina, forte del doppio vantaggio. Blasimme, colpo di testa di Fred che poi stende Ugherani. Calcio di punizione per la Capitolina. Ancora Ugherani a conquistarsi un calcio di punizione. Sempre lui, il numero 8, che resta a terra dolorante. Si rialza però prontamente ed è anche richiamato in panchina dal mister. Sordini. Qualche minuto fa era stato Grassi a dire di no, salvando sulla linea. Adesso vediamo cosa farà Sordini, se ritenterà la battuta a rete. La rincorsa è lunga,
parte Sordini, ci prova, gol incredibile, Sordini fa un gol pazzesco, la Capitolina cala il poker, 4-1 al Pala di Fiore. Esecuzione perfetta, potrebbe essere il colpo del KO, ma vedremo. Mancano 8 minuti e mezzo al termine dell'incontro. Capitolina ancora avanti, riconquista palla, adesso prova il Lido a ripartire. Alvarito per Grassi, Blasim le para tutte. Anche un po' di sfortuna per il Lido di Ostia, che si sta trovando di fronte un portierone. Adesso serve l'impresa alla squadra di Matranga. La Capitolina sogna già l'allungo in classifica. Vincere oggi vorrebbe dire andare a più 11 sul Lido di Ostia. Grassi intanto prova a riaprire tutto, non ci riesce. Pallone alto sopra la traversa. Dicevamo che la Capitolina in caso di successo allungherebbe a più 11 sui lidensi, eliminandoli di fatto dalla corsa per il primo posto. Ma mancano ancora 8 minuti e 2 secondi se vogliamo essere precisi. Il Lido ci crede. Sordini però riconquista palla a Bonanno. Alvarito il sinistro, Blasim respinge. Potric prova a mettere ordine, poi Reali in avanti per Cutrupi che cerca l'apertura a memoria. C'era Sordini infatti sull'altra fascia, intercetta però il difensore del Lido di Ostia che concede solamente il fallo laterale. Sordini galvanizzato dal gol, serpentina, poi lo scarico, contrasto in mezzo al campo, si prosegue però, tutto regolare per l'arbitro. Allora Potric, Sordini, rischia qualcosa adesso, riconquista palla Alvarito, l'apertura sulla destra, Grassi, tiro cross, respinto, ancora Grassi, termina a terra, l'arbitro lascia proseguire, spreca il contropiede la Capitolina. Grassi per Alvarito, De Santis, l'apertura sulla destra, la scivolata di Reali, fallo laterale. Fred, Bonanno, Fred, Alvarito, pallone per Fred, ancora Alvarito, Bonanno, Grassi di prima a cercare Alvarito, si ricomincia da Grassi, pallone per Fred, ancora Fred, è circondato, rischia ma alla fine se la cava, pallone per Alvarito, allo scarico facile su Grassi, pallone impreciso, troppo lungo, fallo laterale in favore della Capitolina, con Reali che serve Blasim, la profondità, l'anticipo di Fred, c'è Grassi che evita il fallo laterale, poi però si trascina da solo il pallone oltre la linea che delimita il campo, fallo laterale per la Capitolina. 6 primi, 13 secondi al termine della partita, la Capitolina sembra in pieno controllo del match, 4-1 il punteggio per la formazione di Minicucci. A caccia dell'impresa il Lido di Ostia che non ha mai smesso di credere nella rimonta, ma finora si è trovata davanti un grandissimo Blasim. Prova Fred, l'ennesima azione del Lido di Ostia con Grassi, l'apertura sulla destra, Bonanno, la profondità a cercare Fred, ha chiuso la Capitolina, adesso Cutrupi, la giocata in mezzo a due, pallone lungo, fallo laterale con Fred che prova a velocizzare le operazioni. Alvarito, Bonanno, Alvarito,
Grande pallone con l'esterno, Grassi se ne va, Grassi, ancora Blasim, ennesimo intervento del portierone ospite che mantiene intatto il triplo vantaggio. E intanto scorrono i secondi con la Capitolina che vede i 3 punti avvicinarsi. Bonanno, Gulli, Alvarito, Bonanno, gran pallone, attenzione a Gulli, Gulli scarica all'indietro, Fred, ancora Gulli, non calcia nessuno, arriva adesso Alvarito, ci prova lui ma è tardi. Meno di 5 minuti al termine di questo big match. Il Lido attacca, vuole provare a riaprire questa partita. Adesso la spinta di Ugherani, il fallo fischiato in favore del Lido di Ostia. C'è il campo da ripulire adesso, quindi qualche istante di attesa. Ricordiamo il parziale che vede la Capitolina avanti per 4-1 sul campo del Lido di Ostia. Ricordiamo il tempo che manca, 4 minuti e 42 secondi. Fred, Alvarito, si va da Gulli, Alvarito, Gulli, Bonanno, Gulli, prova a puntare Potric, poi serve Bonanno che si accentra, scarica su Fred, si va da Alvarito a destra, pallone sulla sinistra per Gulli, lo stop elegante, la conclusione verso lo specchio della porta, termina fuori, nessuna deviazione, palla per Blasim, rilancio in profondità, a cercare Daloni, stacca però Bonanno, allora De Santis per Alvarito, si cambia fascia, si va da Gulli che può puntare, preferisce la profondità per De Santis che spalla alla porta, deve ricominciare da Bonanno, adesso Gulli, pallone si alza, Gulli, la giocata termina a terra, calcio di rigore per il Lido di Ostia, l'episodio che può cambiare il match, può riaprire il match. Questo penalty fischiato a favore del Lido di Ostia sulla giocata di Gulli. L'episodio che può riaprire il match, calcio di rigore per il Lido di Ostia quando mancano 3 minuti e 53 secondi al termine della partita. Batte De Santis, De Santis contro Blasim, parte De Santis, la parata di Blasim, la parata di Blasim, grande protagonista, lui e Cutrupi stanno trascinando la Capitolina. Fred, pallone alto, troppe occasioni sprecate dai padroni di casa. Battuto male il calcio di rigore da De Santis, forse anche innervosito da una situazione un po' particolare, perché sembrava che il calcio di rigore dovesse batterlo Fred, poi questo cambio, è successo qualcosa e alla fine è arrivata la battuta di De Santis, non certo il miglior calcio di rigore battuto dal capitano. E adesso la Capitolina con Cutrupi, la chiusura e blocca Corsetti.
De Santis prova a fare tutto da solo, Taloni ci mette il fisico, ci mette l'esperienza e chiude. Bonanno, Gulli, chiude Sordini, Taloni, Ugherani, chiude il triangolo, Taloni con il tacco, il palleggio volante, poi termina a terra, si rialza, ha cercato il numero da circo Taloni, non è riuscito ma ha guadagnato secondi. Adesso Fred, fallo fischiato a Taloni. ...180 secondi al termine della partita, la Capitolina un passo dal trionfo, 4-1 qui al Pala di Fiore. Va Grassi, la puntata, non trova lo specchio della porta. Allora Blasim per Sordini, gran pallone per Taloni. Adesso può anche gestire la Capitolina che non forza la giocata, forte del triplo vantaggio. Cutrupi, Taloni, Sordini, riconquista palla il Lido. Alvarito, Gulli, Grassi, De Santis sulla destra. Va Grassi, allora De Santis. Prova Gulli, in area Gulli, esce Blasim e agguanta la sfera, poi la butta via il più lontano possibile. ...126 secondi al termine della partita. Prova De Santis ma viene fermato da Ugherani. Cutrupi, Taloni, pezza al destro, lo prova, Corsetti in angolo. Si riporta in avanti la Capitolina, forse adesso più leggera nell'animo, sente vicino la vittoria la squadra di Minicucci. 1 minuto e 51 secondi, Taloni va a destra da Cutrupi, si fa vedere a sinistra Sordini ma si prosegue a destra da Ugherani, controlla il possesso della palla la Capitolina che non vuole rischiare nulla, pallone in profondità a Taloni, non ci arriva, nulla di fatto. Allora De Santis per Gulli, Grassi, meno di 90 secondi al termine. Il velo di De Santis, ormai non ci crede più il Lido di Ostia, che infatti non alza neppure la pressione, resta in possesso palla la Capitolina. Sordini, l'errore nel rilancio. Grassi per Gulli, ultimo giro di lancette, meno di 60 secondi al termine, la Capitolina è avanti 4-1 qui al Pala di Fiore. Il Lido prova a rendere meno amaro questo passivo, potrebbe cambiare la forma, crediamo non più la sostanza, con la Capitolina a un passo dai 3 punti, a un passo dal riscatto dopo il pareggio di Fondi. Prova Grassi però, l'errore, Cutrupi chiude, lotta da terra, galvanizzato dai 3 gol e da una prestazione maiuscola. Il numero 16, adesso prova Ugherani, commette fallo, calcio di punizione per il Lido, le scuse di Ugherani. Arriva il quinto fallo della Capitolina ma ormai conta poco perché mancano 40 secondi. Alvarito, va il numero 8, punta, serie di finte, poi ricomincia da Grassi, a destra da Alvarito, Grassi, meno di 30 secondi, la profondità su Alvarito, il grande controllo, pallone sul secondo palo, succede di tutto, l'unica cosa certa è che il pallone non entra.
Calcio d'angolo, Alvarito sul pallone, 22 secondi al termine, il numero 8 la mette sul secondo palo, Donati la stoppa, prova a rientrare sul destro, la finta per tornare sul sinistro, poi ancora nuova finta, pallone per Alvarito, il tunnel, la conclusione di Donati. Ci prova in tutti i modi il Lido, ma i gol realizzati non aumentano. Allora 12 secondi, sta per partire la festa della Capitolina con Taloni che la butta via, va a chiudere Grassi, mancano 3 secondi. Arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro, la Capitolina sbanca il pala di fiore, 4-1 il finale, la Capitolina vola più 11 sui Lidensi.